L'affaccio è sulla laguna verso il Lido. Sono una piccola oasi le due ville Rio alla Giudecca in stile Liberty. Ospitano l'Iveser, Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, e l'UIA, l'Università Internazionale delle Arti. Dall'Ateneo Veneto, che non manca mai di dare spazio alle molte voci vive della città, l'appello perché abbiano un futuro assicurato come bene comune. Qui c'è davvero una parte importante della città e una parte importante anche di quest'isola, la Giudecca, che è un'isola molto viva, ricca di contraddizioni ma anche di vitalità. In queste due ville Rio si fa didattica, si fa scuola, si fa ricerca, ci sono attività ludiche, c'è un asilo, c'è un giardino a disposizione della cittadinanza. L'Iveser trabocca di foto e documenti, tasselli di memoria da tenere viva, l'UIA con fondi europei e fucina di tecnici del restauro. Le due ville hanno rischiato qualche anno fa la vendita, un coro di dissenso cittadino l'ha fermata, ma il rischio non sembra del tutto tramontato. Per queste associazioni è scaduta la convenzione comunale, ma il messaggio è chiaro: loro sono pronti a rimanere e a prendersi cura di questo angolo di Venezia. Guardate che stiamo facendo un sacco di cose belle e importanti per la città. Amministrazione, mettiti una mano sul cuore, lasciaci queste ville, che sappiamo come farle funzionare.